Bentornato, campionato, 25esima giornata in Serie A, quinto dopo la sosta per la Final 8 di Ancona. Torna il massimo campionato nazionale, la Feldi Eboli trasloca al Paladirseu ed ospita la Kame Treviso. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Fischia Colangeli, parte Feldi Eboli, Kame Treviso. Intanto Felipigno col sinistro, arriva la prima grande occasione per la Feldi. Si accentra Ghi, ancora Ghi, vuole aprire il destro, va via Ghi, lo apre, palla che resta lì. Alla fine preda di Pietrangelo che però non riesce. Ci prova Antoniazzi, la parata di Di Stanio. Ercolessi per Antoniazzi, fermato da Ecevarria che tenta di ripartire, ma Antoniazzi alla meglio col sinistro. Ancora Di Stanio in due tempi. Ecevarria. Selusio. Palla che passa, ma Lavrendi sul fondo. Che occasione per Giuseppe Lavrendi. Tenta di ripartire André Ferreira, poi Selusio, serve Di Stanio che torna da Selusio. È un 4 contro 3. Calcia Selusio. Ancora Pietrangelo. Lavrendi ancora. Mateus. E il gol di Ecevarria sul secondo palo che raccoglie l'assist De Mateus, e al tramonto del nono minuto arriva il vantaggio della Feldi Eboli con il gol da parte di Felipe Ecevarria che va in doppia cifra in campionato. Rivediamo Mateus e la deviazione sotto porta di Ecevarria. Ghi col destro, salvataggio di Ercolessi e poi quello di Pietrangelo. Calderolli di prima per Ghi, anticipato da Antoniazzi, calcia col sinistro, dritto per dritto, palla sul fondo e intanto il sinistro ancora di Antoniazzi, la tiene Di Stanio che poi lancia lungo per Ghi, colpo di testa, palo di Ghi di testa. Stava per sorprendere Pietrangelo, ancora Donin, alto. Al termine del primo tempo con la Feldi avanti 1-0 sulla Kame grazie al gol al minuto 9 di Ecevarria. Occhio intanto a Giapa Vieira, bellissimo il gol del numero 12 di testa. Batte Di Stanio e fa 14 in campionato, 1-1, gran gol d'esperienza di Giapa Vieira di testa che scappa alle spalle della retroguardia della Feldi e batte di testa Di Stanio. Avanza anche Di Stanio, sbaglia qui Mateus. Antoniazzi, Di Stanio si distende. Ferreira calcia, la tiene Di Stanio dopo anche una deviazione. Riparte Ercolessi, va via il sinistro, ancora Di Stanio. Va via Ghi in mezzo a due, l'assist per Mateus, gran parata di Pietrangelo che sbarra la strada al numero 16. Palla in avanti, Giapa Vieira, fa correre Ercolessi sul fondo, che occasione per Marco Ercolessi. Selusio, splendida palla per Lavrendi, fa correre Mateus, ancora Pietrangelo, la palla resta lì e poi Giapa Vieira la mette fuori, occasione ancora per Mateus. Bui, salta Selusio, Bui, Geremia Bui, si inventa un gol pazzesco a 47 secondi dal termine del primo tempo. La Kame passa in vantaggio, rivediamo questo straordinario gol di Bui, classe 2008, 18 anni a giugno. Suona la sirena, si va all'intervallo con la Kame Treviso avanti 2-1. Arriva il fischio di Colangeli e riparte il match. Intanto Felipigno con il mancino, palla sul fondo, prima chance, avanza il 77, cerca e trova Mateus, 1-2, Selusio, Pietrangelo, paratissima di Lorenzo Pietrangelo. Lavrendi, palla che resta lì, Calderolli, si salva Pietrangelo, altra occasione per la Feldi. Calderolli, palla per Lemos,
Azzoni che lotta a spalle alla porta, fermato da Felipigno. Siamo già dalla parte opposta con Lemos. Felipigno non calcia, la palla resta lì, alla fine viene fermato. Si prende il rischio, va via Giapa, occhio al numero 12 che poi non calcia davanti a Di Stanio. Ancora Calderolli, l'inserimento e Ghi non riesce a segnare sul suggerimento di Thiago Lemos. Ghi, Mateus col sinistro, Pietrangelo in calcio d'angolo, Selusio, palla fuori, Ghi al volo, ancora Pietrangelo che vola, ci riprova Mateus, traversa Ghi, un po' di spazio, si accentra Ghi sul fondo e Pietrangelo riesce ad evitare il corner. Lancio lungo, ancora Echevarria, ma la sfera resta lì. Donin, occasione, la parata di Stanio, poi André Ferreira fermato. Calderolli, Felipigno non riesce a chiudere il triangolo, ancora Felipigno, palla che passa, Pietrangelo su Calderolli. Siamo già dalla parte opposta con Gargantini, ruleta del 96, va via Gargantini e poi da terra Felipigno. Pietrangelo, colpo di testa di Echevarria, ancora per Antoniazzi che salta Ghi, Giapa 1-2, Antoniazzi alto, bella giocata di prima. Mateus a spazio, Selusio il tocco sotto, Donin, ci prova Donin, incrocia troppo il destro e il gol da parte di Antoniazzi che trova l'angolo con deviazione. La Kame si porta sul 3-1, il gol di Giancarlos Antoniazzi che fa 7 stagioni. Rivediamo la sua punizione, la deviazione di Di Stanio non basta. Ancora Pietrangelo, Selusio col sinistro, sempre Pietrangelo che poi la tiene anche sulla ribattuta. Calderolli, Felipigno, Mateus, ancora Pietrangelo, poi Felipigno, Selusio, resta a terra Giapa, palla che resta lì, ancora Mateus 2 volte e poi Pietrangelo, Felipigno, Selusio, Echevarria e Mateus non riesce, forse l'ultima occasione del match. Lancio di Pietrangelo, la porta è vuota, lascia scorrere Calderolli con la palla che colpisce il palo, riparte Selusio, intercetta Donin, arriva il suono della sirena con la vittoria della Kame Treviso che spugna il Paladirseu. La squadra di Silvio Rocha rimonta il vantaggio iniziale di Echevarria e batte la Feldi per 3-1.